Dio celut. C'è ben che tu svoletis. Oh, c'è premura che tu has, E altri dos? Seso di corse? Non arrivi a capirlo bene. Vigi! Oh, chi ha le queste formiute? Ascolta, Vigi. Tu che tu giuis fisco in sez, has tu mai pensato a troppo che può pesare una formica? Io sai ben che i Welling 5 milioni di formiche per arrivare al peso di un frutto di nufains. Sono tanto nonononis. C'è che mi plasaressi lunedì? Prova a conoscere di dove il mondo è in sé. Ma sono così tan lontani di me. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu, parenti amici, tutti insieme in vecchia zuppe, ascoltaremo une storiute, con di giù siamo stili, ogni dì si fa così, tutto più niente gran furlan, lo sta piedi di papà, non sta là lontan, sta fermi alla mamma, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta fermi alla mamma, e non sta là lontan, sta fermi alla mamma. Figli, preparati, covindi là cognosci di dove il mondo è in sé. C'è mood, odoprarin la fantasia e la magia come sempre con queste tacce di aghe magiche. Sicuro. Non sei arrivato un'email, io dico che non scrivi. Mandi Daria, anche a me mi piace tanto il mondo in sé. Mi piace anche chiataio con la linda ingrandimento. Ti mandi une fotografie che non sa fare né stremare a me e a me sur, proprio due, mamma Carlo. Mandi Carlo e mandi Frusco stessa chiase. Sì, e gli è proprio ti arrivate l'ora di diventare esploradors de tiere. Venite con me. Aghe magiche. Ti bev tutte. Fasimi picciole, plui di une frutte. Ovolin l'ali dal mondo da insets. 1, 2, 3, fasinus rivadre. Wow! Sapevi che avresti funzionato? Daria, frutz e frutis, ben rivats, dal mondo in sez. Oh, c'è maravè! Da chi la nostra esplorazione? La pavè. I colors de salis de spaveis, che son fatti di milioni di scai spicciulis, urcoventin per comunicare e per mimetizzarsi, ma anche per spaurire i loro predatori. No, lui ha l'inset stack. Alla che non perché ha limite i stacks dai arbui là che avvivi. Ma non dome tal colore e te forme, anche tai movimenti. Di fatto si muove biel plank
e altre indule come sal fos l'aiar che lo muove, come cal succede con gli sueis. È difficile di viodi. Se su mai arrivas a viodin tu? Oh, vale, la pugliese. La pugliese invece è facile di viodi, non mo fruz. Questi insetti al rive d'ogni tes nestri stiasis in te stagion de sierade, parce calcir un puest cliput du la parassi di lung dall'invier. E gli è famose parce che ha une puzza terribile. Difatti il sodor trist al covente proprio per slontanà i suoi predadors. Mi sa che a nessun insetti ven voi di mangiare alc di tant spuzzolento. E la pavè grise, clamade anche pavè di gnot. Veso mai chiatato un busut in tal maion covesta l'armar? In te famede spaveis di gnot, e anche la tarme che ducchi a crodin che se di a fa che i busut stai vistis, investit. Non son i adulti di questi insetti a faio, ma i loro fis che si clamin larvis, o ben picciulis ruis blanchis che mangin la lane. Vigli! Sei arrivata anche tu? Ma lo feso veduto anche altri, spruz. Se matarà anche tu stessa. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità? O volevo fare une dediche? Mandai a mamma Caiut Sportel Furlan, Pont e U. O mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tutto in trasmissione. Il Caiut di Federica Biancuzzi. Ven Caiut sulla manute, a mangià queste fueute, di sicur ti plasarà. E se no ti basterà, l'indi corse aiuta i praz, giolingune che ti plas. Fasim un gioco. Viodì, se ho ses boins di chiatà la furmie che suona l'armonica in 5 secondi. Se so pronti? Allora, via! La furmia che suona l'armonica e gli è a chi? L'avevi socchiatade? Bravs! Cum ovvio dinso se sboins di chiatà la mariutina in 5 secondi. Se so pronti? Allora, via! La mariottina, e gli è a chi? Le avevi socchiatade? Bras! E il Rhein? Tu la Isal? Provai a chiatarlo in 5 secondi, pronti? Via! Il Rhein, ole a chi? Lo avevi socchiatato? Bras! Indovina indovinel. Quant fasi a un insetto? Uff, 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 uff. Quant cale da a studiare une lingue nuove. C'ero paese, grande come un pugliese, ma no pese e no puce. Semplice, l'ombra di un pugliese. Qual è che l'insetto che salte pluia dal di un arbol? Nessun! Gli arboli non saltin! Uè o l'invie? Lì di Martina in fattorie. Me une barette e chioi
une borsette. Come frusse e tacche, tante musiche con sacche e buracche. Veis vedut c'è cocce grandissime? Io ho una passione per gli scotches, ma la mia più grande passione sono gli sfilainis. E come hai proprio te voi di contare sune, catacche così, Ursula per Ursula. Ma vi ho detto, c'è che la mia Nicole ha fatto la filaine con la chitarra. Chiamila insieme. Nicole! Nicole! Mandi Frus, o sono contentissime di veusca e come fa sentire une filaine che tacche così. Ursule parussule c'è fastu su che vi, o manghi pan e cocculi se ospietti mio marito le lati in Francia compra une belance per pesagno barbe crot, cal pesate si se vot. Ursule parussule c'è fastu su che vi, o manghi pan e cocculi se ospietti mio marito le lati in Francia compra une belance per pesagno barbe crot, cal pesate si se vot. Mandi Frus! Bravissime Nicole, proprio brave. Ma come sareste proprio curiose di sentire c'è molto il mio amico DJ Tubet al fas la filaine da sua maniera. Cool rap. Provina a clamarlo? DJ Tubet? E benvenuti a questa nuova puntata di Sacche Buracche. Ehi, cosa da che ilare Ursule? Se tu le conosci, se no tu le conoscerai come? Chiamo! Ursule, parussule, c'è fasto su che vit, o mangi pane e cocculi, se aspetti mio marito. Ursule, parussule, c'è fasto su che vit, o mangi pane e cocculi, se aspetti mio marito. Mio marito è andato in Francia e compra une belance, par pesagno barbe crot, cal pesave si se vot. Mio marito è andato in Francia e compra une belance, par pesagno barbe crot, cal pesave si se vot. Mio marito è andato in Francia e compra une belance, par pesagno barbe crot, cal pesave si se vot. Mio marito è andato in Francia e compra une belance, par pesagno barbe crot, cal pesave si se vot. Ursule, parussule, c'è fasto su che vit, o mangi pane e cocculi, se aspetti mio marito. Ursule, parussule, c'è fasto su che vit, o mangi pane e cocculi, se aspetti mio marito. Beh, DJ Tubet, proprio bravo. Alla par finchiatato un passaggio. Per voi, sacche buracche, a finischi. Une bussadone de bande di Martine e alle prossime. Mandi! C'è belle esperienze che abbiamo fatto io e te, e figli. Ho scoperto il mondo in sé e c'è che io caratterizza. Un mondo così tan lontano di noi, è vero? Ascolta, ma a te, di te, figli, quale caratteristiche ti piace di più
Diavam che tu sei un gran mangion di crocchetuti col salmon. Oh, tu sei sempre così bravo alla mia bocca vierte. La caratteristica che ti piace di più è che ti piace imparare sempre tanti robe nuove. Oh, così sì che tu mi piaci, svegli. Mamma, Fruz. Mandi, Fruz, come stai? C'è? Dublasino io e Vigli? O sì, in un negozio di mezzi di trasporto. No, non vindi comprare una macchina nuova, no. Ascoltami bene. Non scovente un mezzo di trasporto che non nos porti dome di un paese di che l'altro, ma che nos meni anche in daur, in tal tempo. Sicuro, ma sicuro che è possibile. Con la fantasia tutto è possibile. Questo no. Questo non lo scovente. Neanche che l'altro, no. Orpo, Vigli! Bello là! Che lì è perfetto per poter portarnos tanti in da urce di sto. Io e c'è bien. C'è spettacolo, Vigli! Ho viaggiato di un paese di che l'altro e ho sin las in da urta al tempo tic e tac. Ben dai, su po' di smonte che non si arriva da un'email. Mandi Daria o ai non Michele, ti mandi un disegno di che volte che tu sei svenuta a tu miec per feste dai milucci. Mi sono divertita a giocare con te. Dove vas tu con quel miec di trasporto? Mamma. Mandi Michele, c'è divertimento a tu miec con te e con tanti altri sfruzzi. E c'è maraviglia di disegni che tu mi hai fatto, grazie. Come Michele ti mostra a te e anche ai frus di chiesa della collina. Viergi ti porta, sbassi ti mur, covindi là insieme tanti in daur. Spicciate le sorellis, battetemi la mano, o l'induchi insieme in un team tan lontano. Vecca Fruz, o sin a Aquilè, ma che romane, no che di uè. O sin là sin da urta al tempo fin all'anno 140 prim di Cristo. O hai deciso di venire a Aquilè perché è una città un'evore importante per il Friuli e è signore di storia. E a me mi piace tanto conoscere la storia del mio paese, il Friuli. Venite con me a Aquilè romane. Ioi, c'è tante in. Ca a ieri in sta passe 100.000 persone. Oh, c'è confusione. E c'è da voi. Marchia Danska arrivano di lontano Culisnavs. Sì, proprio Culisnavs, perché Aquilè è ieri collegata al mare dal fiume Nadison. Pensate che gli Snavs arrivavano proprio fin d'ogni de città grazie al suo porto in Puerto Nonon. E è anche in che arriva vietiere o de scampagne d'ogni finca in città per vendere i loro prodotti e gli bestie scattire in su. Sì, perché Aquilè era ben collegata anche a Europa di una buona rete di strade. Ioi! C'è razze di berghellarilli! Oh. C'è sto gietuca?
c'è fatture frus vivente a cui lei dai teams dai romanzi. Ma anche c'è emozione. Fruz, che a lei c'è molto che si vestivano in che volte. Con la tonie che è un chiamesò di lane salfaseve fred o di lin salfaseve chialt, che aveva due tocs di stoffe così sparlung e con le mani scurtis. E una biele cinturie peade strente te vite. Ions le aveva in lunghi e fin tremaita ai genoi, lis feminis fenta ai talons. Orpo, e è già ora di tornare a casa. Vabbè, o tornerai in curt a fa un biel viaggio dentro te storie. Voleso farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O voleso fare une dediche? Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. O mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tu in trasmissione. Fasin un gioco. Vi ho detto se sta sapens di lunghe puntate. Troppi persone si erano a sta in te aquile romane. A. 100. B. 100.000. C. 1 milione. La risposta giusta è che dell'etere B. In te aquile romane a ieri in sta 100.000 persone. T'avete indovinato? Bravos. Con qual trachesc miec di trasport rivavino aquile i marchiadanz? A. Con l'avion. B. Con la macchina. C. Con la nave. La risposta giusta è che dell'etere C, o ben, con la nave. Avete indovinato? Bravs. C'è la tonie? A. Un chiamesò di lane? B. Une naf romane? C. Une strade romane? La risposta giusta è che dell'etere A. La tonie è un chiamesò di lane. Avete indovinato? Bravs! Dicember el mes, c'è cal quarte lu saves, il Nadal cum blanchis mons, tante nev cum flocs tarons, tant content son i frutins, cade cor in duchi pins, culis ruse chiam de lutis, tant colors culis valutis. Ale bien dicember, l'ultim mes de l'any, a tor del fogolari, fruse gran chiastan, a ciampe o a drete, ai tredi si spiete, sante lucie benedette. A ciampe o a drete, ai tredi si spiete, sante lucie benedette.
el mes, c'è cal quarte lu sabes, il Nadal con blanchi sons, tante nev con flocs tarons, tan content son i frutins, cade cor in duchi pins, pulis luse chiam de lutis, tan colors pulis valutis. Ale bien dicember, l'ultim mes de l'any, a tor del fogolari, frusse i gran chiastan, a ciampe o a drete, ai credi si spiete, sante lucie benedete, a ciampe o a drete, ai credi si spiete, sante lucie benedete. Tantis contis a son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altris fruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltare une storiute. Storia di un chianut di Gianna Nobile e Elena Chiandussi. Editori Aviani e Aviani. Storie di un chianut. Il chianut. Aliera une volte un chianut di non Dingo. Aliere tanni nin cul so music dolce, cul so pel lung, un po' ricciot e maronit. Tal palar. Di picciu, Dingo aliere sta tanti impadalescu un artù, un chian grand e neri, bon come il pan. Artù aliere il suo ami di giocs, con lui e con la sua peroncine Adele alleve aggiuata al palar. Alevin in un biel splac dulà che il riul si slarghiave, formando un picciullat. Lì l'aghe eiere calme e di color smerald, parvie che si spielavin in un biel misclic, il gris de crete e il vert dai pec. Culi si sentivin i sals di aghe che sbrumavin plui su. In principi Dingo aveva pore di buttarsi tal palar, ma da spo di un pochis di voltis viodint Artù che sguaccarave content dal miec de aghe al prova anche lui. C'è biel, c'è divertiment sclipigna con Artù, o sares plui vignut fur. Dingo e la sua paroncine. Dingo aliere Matteo, ma anche tanto ubbidiente. La sua paroncine lo aveva tirat su un evore ben. Quanche glielo portava attorno, il coventave metti il sguincial, par via che lui per strade al stava sempre d'ogni di je. Se alevin attor pai parks, pai chiams, o se aggiuavin dal cortil, lui al faseve li so scorsutis dut content. Ma quanche glielo clamave, lui al tornave d'ogni. Bon, no proprio subit. Salveve sentito un odor che lo sticciave, o salveve chiatato un altro chianut di nasicà. Par cognossisi e par giù alto, chiave lassassi un po' di tempo in plui. Ma la seconda volta che la sua paroncina lo clamave, lui subit i correve d'ogni. La buinore. Al dormive sempre te chiamarute con ie a buinore. Par sveale, i deve une le cadute sulla muse. Agli era proprio tan ninin e la frutta i voleve tan ben e lo portava sempre con sé. Une robe che non aveva di succedi. Une di stat, Dingo, che gli era tan curioso paio d'ors, aveva chiatato un colombo che steve mal e che gli era lata platassi so di un baraccio in som del cortil. Lo aveva nasato e gli aveva dato une le cadute per cognossilu o forse per saludalu. Ma che le cadute i costa chiare. Dingo aveva scominciato a non voler più né mangiare né bevi e restava tutto scuniti in chiesa sul cuscino. Si capiva che aveva mal di panze. Il veterinario
Adele e la sua famiglia deciderono di chiamare il veterinario, che viodè che il chianot al steve malon. Menanti il chiafal tira fuori un stiatolute e ordisè. Queste è una medicina un evore forte che podares fallo guarì. Bisogna stai sempre d'ogni e dai di bevi une gotute per volte, magari con un biberon. Alla di bevi anche tante aghe. Mi raccomandi, alla è importante. O fasarai dal sicurce che mi ha detto, signor dottor. E rispondè Adele plene di speranze. O voi subito a chioli il biberon di mesur, che non lo do per lui. La cura di Dingo. E così aveva fatto la frutta. Per 2 dis Dingo aveva stato sempre male. Dignotta dormiva un po', poi si svegliava e alluacava, someava che alvaista anche un frutto. Poi tornava a indormidisi, someava che al ridesse. Forse si insumiava dai giochi, dal palar. Un biel finale. La terza giornata sotto sera Dingo si indormidì e via Pegnot non si dismuove mai. Anche Adele, d'ogni di lui, plancut, si indormidì. Tal domani a buon'ora le cadute dolce dal picciol Dingo le svea e dopo di che di alfò sempre così. Mame, mi puoi studiare 5 euro per un puaret che sberle come un matto? Sicuro, Pierut, ma c'è disial? Fritulis, cicimbelis, caramelis! La maestra ivose a Pierut. Pierut, non tu puoi dormire in classe. E lui dut sustato. Oh, signore maestre, fevele così a voce alte che io non arrivi neanche a indormidimi. C'è biel viaggio in da urta al team che infatti io e te, vigli, no mo? Come so da ora torna a casa, ma o sai ben li collarai la prossima volta in da ora in tal tempo. O tornerai a Aquile, Torlan 1000, quando era parte di un stato governato di un patriarca. O ben, il chiaf d'Eglesia in Friul, ma anche il principe che comandava il stato Furlan. O ben, il patriarcato di Aquile. Poi dopo mi piacerebbe anche tornare in da ora al team dai Grecs, dai Romans, dai Res e dei Reginis. E mi piacerebbe anche tanto tornare al tempo quando tu eri spiccinin, vigli. Qui sa, c'è tanto ninin e fof che tu eri. Mamma, fruz. Figli, c'è magia ogni anno prepara la chiesa per il Natale. A me mi piace anche tutto al vivi queste belle atmosfere. Arbol di Natale, fatto. Tavae di Natale, mettude. Ghirlande sulla porte, picchiade. Chiappiel di Barbe Nadal, mettut su. Presepi, fatto. Come alle tut pronto. Anzi, no. Mi par che al manchi alc. Vigli, non sta muoviti, o torni dal momento. Come non il manchi proprio in nome. In te vecchia zutte, dut al sa di Nadal. No, mo fruz.
Mandi Daria. Oh, c'è biel che arriva Nadal. Mi contaresti stu alc de susancis di una volta in Friul? O soi curiose, Chiara di Odi. Mandi Chiara, grazie per il bel disegno che tu mi hai mandato. Sì, anche io sono tan contenta quando arriva il Nadal. E ho attaccato a preparare le decorazioni in chiesa ai voti di dicembre. Di fatto, in te tradizioni cristiane, è l'usanza di prepararsi i penasite di Gesù bambino proprio di che date. E come si giunte anche il decorare la chiesa per dare accetto a Barbe Nadal. A proposito di usancis, sapete c'è qual è il Nadalin? No, venite con me che usa il conti. Una volta, in Friul, che viglie di Nadal, si impiava il Nadalin, o ben un cioc di len di faiar, di roll, o anche di morar. Pensai che si elgeva l'arbol di lung da lang, al veniva sesonat o ben tenuto dal sud per un certo tempo, così quando si impiava il fuoco che il cioc di legna al faceva un biel chialdut per un biel toc, perché non gli era né umido né bagnato. Il Nadalin al rappresenta l'amore di Gesù bambino che da che sere arriva in testiasis a schialdare ogni famè e ogni cuore. Provino a immaginarsi allora la sera de viglie di Nadal, tant tempi in daur, in Friul. Prima de messe di miei geniot, il più giovane de famè alimpiava il Nadalin daur de tradizione. Che il più anziano de famè invece tiniva di voli il fuoc perché non si distudasse. Il Nadalin aveva di restare impiato fino al prim d'an. Dunque, per al mancul, 6 dis. Se si arrivava avanti il suo fuoco impiato fin la di Pasche Tafanie, o ben ai 6 di Genar, aveva portato fortune a tutta la famiglia. Da spo d'Epifanie la cinese dal Nadalin si le buttava dai 4 chiantons dal campo, tant che simbolo di protezione per spomis e per sverduris, quintri de tampieste e dai temporai dall'agnuf. E noi è dome che ste usanze in Friuli. Pensai che si credeva anche che la notte di Nadal gli bestis intestali sa potessi infevelare. Non si aveva però di disturbalis, se di no mandava una biele maledizione. C'è biel che sares sentia tabaia vigli. Cui sa c'è caldisares che stelle dal gnogliato. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dediche? Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. O mandai un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le arai tu in trasmissione. Fasim un gioco. Viudin, se o se stas attenti di lunghe puntate. C'è isal il Nadalin. A. Un arbol. B. Un cioc di len. C. Un seglot di aghe. La risposta è giusta e che dell'etere B. Se avessi indovinato allora o se stas un'evore attenti. Si visais o comodo là che si buttava la cinese dal Nadalin da spo d'Epifanie? A. In tongei. B. So dal materas. C. Tai 4 chiantons dal chiamp. La risposta è giusta e che dell'etere C. Veso indovinate anche queste risposte? Oh, beh no. Allora o se stas bravo nons. Tanti sconti sa son magis, culis fadis, culis tris,
cui orcui, oh cui gurius, io li sconti a altri fruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltare une storiute. Storiutis, Ghiatut e Nadal di Deborah Krapitz e Doriana Alessio. Illustrations KV didattiche. Storiutis, Ghiatut e Nadal. Alle freddi fur, il fuctes tue alle impiato. Alle ardi strani, al sta pensando Ghiatut, inglimucciato sul cussin a ris, dentro tal soggeut d'ogni destue. Cunt un voli vierta miec, al chiale irme che gli edute un morbin e adut un cefà a picchia su robis a torpe stanzis. La chiesa non so mai neanche plui che a son stelis sui barcons, ramac di visc sulla porte di chiase, chiandelis sui taulins e parfin un grand floc ros da pit dal soggeut. Ut al siere il voli, ma con tutte queste agitazioni non le cas di dormì. E come c'è da ora fa? Si domande e al drecce li sorelli par capice calè che il rumor fastidioso cal ven di fuor. In pensir al monte su sulla poltrone e si mette in pis sull'istal putis da ur par vio di mior. Irme gli da ura stressina in te sale un vas e dentro dal vas alè un pec, picciolut, ma con tune biele ponte lunghe e drette. Chiantuccianti irme ies di gnuv e poi torna a entrare con un schiatulon plui grand di ie, che poi doglie dal vas. Ut si svissine e al tocchie culata al pute il carton. Se stu curioso, ut, e ritirme, non le nue parteculi, e scomincia a tirar fur dal schiatulon balutis coloradis, filainis lusintis e une stele con tune lunghe code che poi sulla ponte dal pec. O forse sì, e intanto che discussi, i picchie une balute rosse sulla code e i met une filaine di aur a tor dal quel. Tu sei proprio biel, Ghiatut. Sta fer lì che ti fa su una biele foto, di metti sui bigliettuz. Buon Nadal. Un frutta al chiate Barbe Nadal e gli domande: Barbe Nadal, ma perché dopo tanti anni passi tu anche mo pal chiamin? E lui, perché dopo tanti anni anche mo non le sta nessun che mi vedi lasciar l'isclas so dal nete pis. Pinocchio al chiate per cas Barbe Nadal, il signor con la barbe lunghe, gli domande al buratin: Pinocchio, ti sol piaciuto il mio regalo, il mio animalut che ti hai regalato? E Pinocchio gli risponde: no, ma se io ti avevo domandato un chian. No, i chian sai era infinito. Hai capito, ma tu potevi regalarmi un ghiaccio. No, anche i ghiacci era infinito. Già regalas dolce. Sì, hai capito, ma con tutti gli animali che vivono in questo mondo, hai visto di regalarmi proprio un castor? Figli, per rispettare la tradizione, o vin divisassi la viglia di Nadal, di impiare il Nadalin. No, mo. Corpo, ha suonato il campanello. Non spiettavi nessuno. Qui sa. Ciao figli,
Chiara e Daria, o non Alessandra Cesca, o sono una grande fan di mamma di quando avevi 7 anni. O dedichi questo video a te e a tutti i frutti e gli sfrutti a casa per auguraos buon Nadal e buonis fiestis. Ti vuoi bene? E ieri vade la giornata, Fasarino neridate, con bravura io taldis, clame ad un parinciamis, tutte semente giasute, ascoltare in une storiute, giuste frus parmus di, ogni di si pascosì, due frieghe da gran furlan, non sta piarriti maman, non sta là lontan, sta perché già la maman, tutti vedo gran furlan, non sta piarriti maman, non sta là lontan, sta perché già la maman, e non sta là lontan, sta perché già la maman, Daria. Dai. Belle sorprese Alessandra, grazie! Buon Nadal e buonis fiestis a te Alessandra e a tutti gli altri frutti che a casa. Us vuoi bene, mamma? Oh, là! Chiatade! Mandi frutti! C'è qualche chiatato. La chiasuta des pipinis che giuavin io e me cugine bette di fruttis. I fasarai une fotografie che i mandi dopo. C'è? Perché che noi mostri la chiasuta des pipinis di persone? Beh, perché bette no, sta qua in Friuli. No, e sta in ingletiere per studiare bene l'inglese. Pensai, e sta in un appartamento al 20° plan di un palazzo grandonò. Mica come la chiasuta des pipinis. Ola, mandate la fotografia a Bette e varrà dal sicuro gusto. Orpo, hai già risponduto, c'è svelte che è. Ah no, è. Mandi Daria. Isalver che esisti in chiasis fatti sulla glace. Mamma? Sandri. Mandi Sandri e mandi anche a altri sfrutti a chiase. Sì, esisti anche chiasis di glace. Sì, parda buon. Gli chiasis sono fatti di differenti materiali. Coi modons, col len, col lattiere, col fier. Sì, anche con la glace. A poi di essi grandis o picciolis, altis o bassis, col cuviert a ponte oppure plac. Anin a cognossi gli differenti chiasis che si può inchiatare a Torpa al Monte. Venite con me. Chialait fruits! Ca o sin denan di un condomini, un palazzo un evore alt. Qui calvif lì al sta in un appartamento. In un edifici così avevi tanti famiglie differenti. In qualche città il condominio al posve anche passe 100 plans e si clame Gratte-Ciel. Il più alto al monte ha 162 plans e è a Dubai, in tai Emirati Arabici. Come si intendono di una chiesa grande, lì che sta dome une famiglie, perché si chiama chiese unifamiliari. Quando sono une attaccate di che altre, si chiamano chiesi sinrie. Io adesso, no tutti gli chiesi sono fatti di modons, ande anche di len,
Ma occhio come là che usmeni. O sì, lontans dal Friul, in tai paesi fres dall'emisferi nord dal monte. Culi la chiesa è fatta con blocks di glace e si chiama igloo. La calvi fa anche... Bravs, ora sì, il nostri amici Inuit. C'è diseso? Cal sarà freddo in un igloo? Oh, invece no. Dentro di questi chiasi di glace alle clipute si può anche impiare il fuoco senza che i modons di glace si disfino. Per noi è da buon difficile di crodi, no? Mo. Se olin invece di che altre bande dal monte, dunque in tai paesi più chiali come in Africa, gli sfamais avevano in casopis, che sono fatti di fueis, troncs, stran e pantan. E sono anche chiasi che si possono muovere di un posto di che l'altri. Per esempio, gli sfamais dai nativi dal Nord America erano stati in tendis, che loro chiamano tipi, fatti con gli spiels dai bufali. Pensate che sono tanto resistenti che anche quando arriva il freddo o sono burlati c'è tan forza, restano su senza fastidi. Ma come torniamo in nostra regione? Us mostra una chiesa tipica che si chiama in te lagune di Maran. Avete mai veduto un cason? I cason sono fatti con chianis di palude che crescono proprio in te lagune. Una volta tai cason erano stati i peschiadori e i cacciatori de lagune. Queste sono le chiese de Indi Maran che passa il suo tempo in compagnia di altre persone. Si può anche visitare i turisti arrivando con gli sbarchi. Vecca, questa è la mia chiasuta, la che io e vigli o sin sta. Isabelle, no mo? Ma provina là in da ora in tal tempo. C'è molti erano in Friul gli chiasi la che i nostri svonsa erano sta. Là in di une volte e viveva in chiasi contadini, che erano lunghi e stretti, con due plans e parsore il chiast. Per solito sotto era la stale. La stanza più importante era la cucina, la che era il fogolare. Si impiava il fuoco per fare di mangiare e per scaldarsi di lungo dall'inverno. Come alta che io sia un po' fredduto. Io so voi dentro a scaldarmi in tic. Volevo farmi domande su altri argomenti che avete tante curiosità? O volevo fare una dedica? Mandate a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont EU. O mandate un WhatsApp a 371 472 9022. O le avrai tutto in trasmissione. Vegniu Neve di Federica Biancuzzi. Vegniu Neve, cidine, cidine, ven, tappone in mio giardin, no viod l'ore di la fur, a gioia fin cal ven scur. Tanti sconti sa son magis, culis fadis, culis tris, o cui orcui, o cui gurius. Io li sconti a altri fruts, culis gambis incrosadis, li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltare une storiute. A ieri in une volte 3 purcituts, che vivevano con lor pari e con lor mari. Quando sono diventati grandi, lor mari un di ora dit, o se smasse grandi per restanti mocca,
Laita fasi su ne chiase tutte vuestre, stai però in guaite dall'ov cal poderes mangiaus dal bosc. E così i 3 purcituz avan, a chiaminin, fin quando che si chiatin denan di 3 stradis. Il purcitut grand al va a man ciampe, il purcitut medi al va a man drete, il purcitut picciul al chiape la strada tal miec. Dochi 3 purcitus a decidin cal sares ben fa su ne chiase par parassi dall'ov. Il purcitut picciul le fa su cu la pae che un sior par strada i regale. Il purcitut medi le fa su cu len che un sior par strada i regale e il purcitut grand le fa su cu i modons che un sior par strada i regale. La di dopo arriva l'ov. Ioi! Purcitut, fasimi entra! Al sberlave chel. Il purcitut picciul dentro te so chiasute di pae al saveve che chel fura gli era l'ov e non lo fasi entra. Chel inrabbiata al tacche a sbruffa e sbruffa e soffle e sbruffa e soffle. La chiesa di pae e cole giù e l'ov botte sclop al mangia il purcitut picciul. La di dopo chiamò il l'ov al rive denande chiase dal purcitut medi. Al tu che te puarte. Purcitut, fasimi entra. Quisal? O sei to fradi? Il purcitut medial sapeva che quel non gli era soffradi, ma il l'ov. E la porte era stessierade. Il l'ov inrabbiata al butte giù la chiesa di len e al mangia il purcitut medi. La di dopo il l'ov al rive denande chiese di modons dal purcitut grand. Purcitut, fasimi entra. No, non ti fasi entra io. Il l'ov inrabbiato al tacche a tucca fuori. E poi anche mo più fuori. Ma nessun gli vierge la porte. In allora al tacche a sbruffa. E sbruffe. E soffle. E sbruffe. E soffle. La chiesa di modons. E gli anche mo su. Purcitut, o vignerai io pal chiamin e ti mangerai anche te. Purcitut, plen di pore, non rispuint. Al chiale il chiamin al viot che laghe dentro dal chialderon e iere da ura bulì. Immaginaezi o altris la fin dal puer l'ov. Bat li smassa ciampe. Fasso un salta drete. Vale chiante con vosuti stessachette. Vosutis stessachette. Vosutis stessachette. Questa è la storia di che volte che gnagna Sofie a tutte tinte cusine e spietave la epifania. Botte se donne piace preparati s'afflan dal focolà e dall'aer profondi fieste che agli emplave il sisti zenà. Con sorriso ciao e tu giorni al pas viene seta ve con crede sfondate gli onde sei fisti fenoli zucchero e pignui la farina morca tronca è sempre più dolciore. La mattina d'ore un profumo di bontà non sveave qualche l'agno un top di torte dalla chialce preparave Corsis, io pali schialis, par cercia che il tuo cuti cubane, duci ad una misse fradis, e visassi di queste giornate
Fasin un gioco. Io dico, se ho ses boins di chiatà tra questi immagini, là che sono i grattacii in 5 secondi. L'immagine con i grattacii è questa. T'avevi indovinato? Bravs! Se so boins di chiatà l'immagine con tune casope in 5 secondi. L'immagine con la casope è questa. T'avevi indovinato? Bravs! Se so boins di chiatà tra queste immagini che la calè un igloo in 5 secondi. L'immagine con l'igloo è questa. Avevi indovinato? Bravs! E come? Se so boins di chiatà l'immagine col cuccio di vigli in 3 secondi. Belle cazzo! Avevi indovinato? Bravs! Indovine, indovinel. Perché non si muove al mai un pipin di neve? Perché ha sempre i pis glaciati. Indovina, indovinel. Perché non vadi al mai a dormire in tagliet il pipin di neve? Perché se no si dismuove in una pozze di aghe. Vigli, mi ha piaciuto per da buon tanto la scuviergi con i frutti che non stialino a chiase, gli stiasis che si può inchiattare torpo al mondo. E scuviergi che non tutti sono fatti come gli snestris o ben con i modons e col cuvierto. La chiase è un paese là che si parisi dal freddo e dal chialto, de ploe, de neve. Anche gli bestis hanno chiases differenti. Gli uccelli hanno il nid, i los la cove, l'ors la tane. E per tutti, in ogni luogo, la chiesa è un ben prezioso e importante che può essere fatta in qualsiasi maniera. La chiesa resta sempre il paese del cuore, là che amore e affetto non spietin ogni dì. E si può anche chiattare molti di differenze sugli stiasis. Sì. Per esempio, in tai paesi di lingua inglese, per esempio, si dice home, sweet home. Per italiano dicono casa, dolce casa. E no che in Friulo dicono chiesa me, vita me. Ma ti piaceresti al vivi in un chistiel? Ma c'è idee che ti vengono in vigli? Ma man frutti. Ieri va della giornata, Vasarino un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, con ti zucche musti di, ogni dì si fa così, tutto più niente gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontano,